perché questo qui deve essere un monito che noi diamo. Diluvio è passato, ma sinceramente io mi sento ancora un po' umido, un po' dell'umido addosso e sicuramente mi sento ancora addosso i reumatismi e questo penso che sia lo stato d'animo delle nostre imprese. Partiamo da un dato, cominciamo a dire quello che abbiamo lasciato alle spalle, quello che abbiamo perso in questi anni, perché sono dati tremendi. In Emilia-Romagna contiamo quasi 17.000 colleghe e colleghi che in questi anni non ce l'hanno fatta e noi come associazione abbiamo vissuto purtroppo questa fase e non dobbiamo mai permetterci di leggere questi dati senza dimenticarci le persone che non ce l'hanno fatta perché non sono state pagate, perché non c'è stata fiducia in queste imprese dando loro il credito sufficiente per proseguire il loro percorso imprenditoriale, persone anche importanti per l'occupazione della nostra regione. Se diciamo che abbiamo lasciato alle nostre spalle 17.000 imprese, diciamo anche che in queste imprese abbiamo purtroppo dovuto assistere alla perdita del lavoro di quasi 34.000 persone. 34.000 persone che in un ambito come quello delle piccole e medie imprese della nostra regione significa persone di famiglia tra l'altro, quindi una situazione molto grave. Poi ricominciamo dal 2017 a guardare dei dati nuovi, dei dati che danno sicuramente una speranza nuova anche all'economia della nostra regione. Oggi proporremo alcune ricette, noi pensiamo per esempio che le imprese debbano puntare sulla digitalizzazione. Non è facile andare nelle piccole imprese e spiegare loro che devono cambiare pelle, però oggettivamente il mondo in questi ultimi anni è decisamente cambiato e quindi la pelle va cambiata per forza, perché se una crisi ci ha insegnato, una cosa la crisi ci ha insegnato che per uscire dalla crisi bisognava essere fortunati, bisognava avere dei clienti che rispettassero i patti, ma ci ha anche insegnato che forse sono usciti dalla crisi anche coloro i quali sono stati più bravi a uscire da questo percorso. Sicuramente l'Emilia Romagna è importante, è anche famosa a livello mondiale e anche rispetto alle altre due regioni importanti che rappresentiamo oggi per la manifattura. Abbiamo una crescita molto significativa in questo settore, però perdonatemi se io ho il vizio di non dimenticare invece quelli che tanto bene non vanno e ovviamente bisogna parlare dell'edilizia. Noi guardare su un foglio oggi, guarderemo una slide dove c'è un meno 40%, che è un dato tragico, no, sull'edilizia e anche qui dobbiamo lavorare a dare delle ricette. Noi abbiamo sostenuto la Regione per quanto riguarda la legge urbanistica, lì abbiamo fatto un nuovo patto, sicuramente abbiamo preso un impegno nuovo nella riqualificazione dei territori, ma non solo riqualificazione energetica, rivisitazione dell'uso degli edifici, ma anche un grande lavoro da fare sulle infrastrutture. Io sto girando, grazie ai miei colleghi, tutti i territori dell'Emilia Romagna. Oggi c'è un gran bisogno di infrastrutture, i nostri imprenditori hanno bisogno di essere aiutati in questo senso, di essere agevolati nel loro fare impresa, perché diciamo i reumatismi addosso ce li abbiamo sul serio e noi abbiamo veramente bisogno di non dimenticarci che nonostante la crisi, nonostante questo tremendo diluvio, oggi gli artigiani rappresentano ancora il 30% dell'economia della nostra regione. Non possiamo più permetterci di perderne neanche uno.